Ciao a tutti, oggi ho continuato quello che dovevo fare ieri che poi non sono riuscito a fare. Sono salito dalle località Turcio, ho percorso il sentiero naturalistico per andare a Cabarlaba e a causa traffico sono arrivato un po' lungo con gli orari, infatti le luci sta piano piano affievolendosi e niente, ho dovuto fare un lavoro a metà purtroppo, poi anche il traffico mi ha fatto perdere mezz'ora in colonna, mai visto un casino del genere. E niente, adesso sto tornando appunto, ok che comunque ho la torcia di sicurezza sempre dietro con me perché in montagna non si sa mai. Guardate, intanto qua saremo a 100 metri, siamo, se tu c'è 1095, qui saremo a 1200 penso. E la differenza di innevamento è abbastanza ben visibile e anche a livello termico comunque rispetto alla valle sottostante dove le temperature erano già di meno 2,5 sotto zero, 2,5 sotto zero. Qui siamo penso sui 0, tra i 0 e 1 positivi, perché sento le piante che gocciolano e effettivamente nel fondovalle agisce il deposito di aria fredda. ehm, sì, appunto in fondo alla conca, qui l'aria è un po' più mite. Le piante gocciolano ancora, comunque veramente uno spessore penso di almeno 40 cm, che sono affondato fino poco sotto il ginocchio. Ecco, adesso niente, questo è un breve video così rapido, diretto a niente oggi, dove poteva essere l'ultima prima del ritorno al lavoro e niente da fare. Adesso vi saluto, auguratemi buona fortuna per il traffico da affrontare, adesso tornare in giù e alla prossima e buona serata. Ciao ciao.